Sarrughe su sole. Bene, ora un altro brano in Sarruga e Susoli e poi chiudiamo questa live in bellezza. Poi un altro giorno ci troverete, magari domani, lì dove c'è il panorama. Cambieremo la mia borsa, cambieremo sempre location. Bello, mi piace qua, Las Paulas con tus dedos buenas, cantendi, giovente fascicenti, ventanas alutas, ventanas obertas, que a ventana meriglia la ogna di una testa. In s'arruga il Susoli, in s'arruga Prosbella, in s'arruga e sa luce, ci rendi una voce, in s'arruga Prosbella, di una voce a tua un tesoro in un bacio antico marengus de oro. Stanno passando i custodi, ma noi cantiamo lo stesso, di più da bucinenti, femmina sfucilenti, iscoppasa brucienti, scrocio arancio gallententi, arrughe se facci, scallenti se scoros, in s'arrughe su soli a tua un tesoro. In s'arrughe su soli, in s'arrughe Prosbella, in s'arrughe sa luce, ci rendi una voce, in s'arrughe Prosbella, in s'arrughe su coro, e ci rendi una voce a tua un tesoro. In un bacio antico marengus de oro. In questa ruga, in questo logo, non testasi a luto un poco. Animas bonas, animas bellas, funti cantenti si estrellas. In s'arruga il Susoli, in s'arruga Prosbella, in s'arruga e sa luce, ci rendi una voce, in s'arruga Prosbella, in s'arruga il suo cuore, e ci rendi una voce a tua un tesoro. In un bacio antico marengus de oro. Bene. Ecco, ok. E adesso vi svelo il motivo per cui, scusate, mi giro qua che forse la luce è migliore di così, appunto. Vi svelo il segreto per cui, cioè non il segreto, non è un segreto di Pulcinella, insomma. Vi dico perché non ci siamo esibiti al Teatro Udinì, ve lo spiego subito, perché ho ricevuto un messaggio, ci sono stati dei precedenti, avevo fatto finta di niente, comunque non hanno fatto la pubblicità per noi, l'abbiamo dovuta fare noi, nonostante non fossimo pagati, dovevamo andare lì gratis perché stavo facendo un favore ad un amico, e poi mi arriva questo messaggio che mi ha fatto veramente girare le scatole. Mi hanno scritto queste parole. Lui, chi gestisce questo teatro, non pubblicizza chi non produce. Cioè, cosa vuol dire questa frase? Non pubblicizza, cioè lui non condivide su Facebook, nella sua pagina cagata di Facebook che ha con 2 iscritti, non pubblicizza chi non produce. Cioè le persone che ho chiamato devono pagarti anche il biglietto, e tu dici che io non produco, ma a chi, come, perché, cioè a chi lo stai dicendo? Quindi ho detto scusate, ho avvisato tutti che non avrei più fatto la live per questo motivo, perché nessuno si deve azzardare a dirmi una frase del genere, a parte che avevano già sbagliato in precedenza. Altre cose che adesso non ho più voglia di dire perché mi sono già sfogata con un'amica, con degli amici, l'ho già spiegato, poi in privato lo racconterò anche a Pierriccardo, a Marinella, ad altri amici.
Comunque, così, questo messaggio ha fatto proprio, come si dice, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché una frase così non me la dovevano dire, non me la dovevano scrivere. O ancora, il messaggio è stato molto brutto. Cioè, sto andando gratis, sto facendo una cortesia, non vi dico a chi l'ho fatto, vabbè, quello però sto facendo una cortesia, sto portando della gente a pagamento nel tuo locale, ci stai guadagnando e ti permetti di dire che tu non condividi la locandina, la condividi a tutti tranne a me, perché non perché ti sto sul cazzo, perché il problema forse è quello, però allora si dice in faccia, si dice così. Aspetta, Pierriccardo ha scritto, infatti è brutto, sì, Pierriccardo, sì. Noi veramente dovevamo già andare in un altro posto, poi è capitata questa serata qua e insomma, per accontentare questo amico che ha 90 anni, che voleva suonare lì, le ho detto vabbè, andiamo, non ci sono problemi, però non paga, senza soldi, non ti paga nessuno. E le ho detto va bene, non ci sono problemi, andiamo così, perché io non sono attaccata ai soldi, capito? E così è. E poi sentirmi dire una frase del genere, noi non pubblicizziamo la gente che non produce, in che senso? Ma chi ti conosce? È la prima volta, non l'ho mai visto in vita mia, questo qui. Non abbiamo mai avuto niente a che fare. Comunque è questo il motivo per cui stasera siamo qua in questo bellissimo posto, guardate che bello, siamo ai giardini pubblici, dietro di me c'è Maurizio. Maurizio si sta scattando le foto. No, sto cercando la luce ideale, la luce ideale, Maurizio, sì, è quella che stai prendendo tu, perché in effetti vedi la luce. Saluta i nostri telespettatori e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e grazie di cuore. Ecco, era migliore questa luce, invece l'ho girato dall'altra.